Eccoci qua carissimi amici, vi do un bel saluto qua dal Veneto selvaggio e oggi sono in compagnia del bravissimo Dino che ha voluto così farmi partecipe così in un piccolo Marvin Tour organizzato qua nel Veneto selvaggio e niente, guardate qua cosa andiamo a intravedere. Una Panda Young appunto che viene utilizzata ancora per lavoro di manutenzione giardino zone verdi dal bravissimo Dino qua, guardate qua, una Panda abbastanza anche vissuta da combattimento, da battaglia, eccola qua, ve la faccio vedere, una Panda Young da battaglia, ha il suo fascino, ma cari amici quello che voglio mostrarvi io non è tanto la Panda, appunto, che comunque è un'auto che conosciamo ancora, per fortuna la vediamo ancora nelle zone qua delle nostre strade, tanto comunque fa comunque da arredamento, ecco questa Panda. E la cosa che volevo mostrarvi, grazie anche a questa Panda, ma soprattutto gli appassionati dei mezzi sciame, adesso vi farò vedere cosa c'è come mezzo sciame qua alle mie spalle, guardate qua cari amici, appassionati così di autocarri. La Sciame ha fatto appunto, oltre come si dice, la serie Elefanti, ha fatto anche i Sciame Car piccolini, però insomma eccoli qua. Guarda qua Dino, introducimi questo Sciame Car, cosa dici? È un po' così. Beh, c'è poco da introdurre qua perché è tutto un bagno di sangue. È un bagno di sangue, no? Un bagno di sangue questo qua, però lei ha fatto che lui la sua storia. È fermo da un bel po' di tempo, così, chissà se pensi che era gabbinato, cos'è che era? Non ho più pallida idea. Era così proprio, no? Però qua abbandonato da anni. Eccolo qua, lo dedichiamo un po' a tutti gli appassionati dei sciame. Saluto anche il bravissimo Demis della Romagna, saluto Mauro, anche lui un appassionato di sciame, eccolo qua. Un sciame car appunto abbandonato qua. Ormai è arrivato allo stremo qua, eccolo qua, magari ci sarebbe qualcuno che lo porterebbe anche a casa, però è qua, tanto noi l'abbiamo fatto vedere, è proprio nel degrado totale questo, cosa dici Dino? Questo qua sì, è proprio nel degrado più totale, degrado e abbandono nel Veneto selvaggio, giusto. Per Marvin ha sempre detto Veneto selvaggio, insomma quando io dico Veneto selvaggio, Dopo insomma. non riesco a capire una cosa. Cosa? Ruota piccola davanti e ruota più grande dietro. Dietro? Ma forse magari, effettivamente sì. Forse magari quelli che se ne intendono di più ci potranno dare le indicazioni giuste, ecco. Comunque dai, complimenti Dino che insomma almeno l'hai avvistato. Ti sei seduto qua per sbaglio, l'hai trovato Sì, qua? sì, così per sbaglio perché lavoravo qua vicino. Insomma l'hai visto, l'hai addocchiato. Eccolo qua, un'altra traccia del nostro appunto piccolo trasporto così da lavori, eccolo qua, è qua, dimenticato nel Veneto selvaggio. E con questo cari amici vi saluto, eccolo qua, insomma abbiamo ripreso tutto direi, eccolo qua. Sì, c'è poco qua, insomma non so quanto si possa ripristinare, insomma a vederlo io così a occhio, in tutto marcio, non lo so, magari usi le leve ti stanno anche in mano qua, poi comunque bisogna avviarlo, chissà il motore, vabbè dai, l'abbiamo catturato insomma, eccolo qua, Sciame Car c'è nel degrado totale, guardate qua, addirittura un passeggino sul Sciame Car che fa da arredamento. Questo è il Veneto selvaggio, cosa dici? Buono Dino, ti è piaciuto oggi questo Marvin Tour? Ti sei stancato? No, stancato no. Ne valse la pena? Ne valse la pena. Finalmente ho conosciuto il Marvin, dopo un anno che lo seguivo su YouTube. Bravo dai, mi fa piacere. Ti sei trovato bene, dai. E niente dai. Dalla tua Panda qua da battaglia vi saluto dal Veneto selvaggio, ciao a tutti.
Alla prossima, ciao carissimi.